Sono stati accreditati dal governo della Catalogna come osservatori internazionali con il compito di verificare la regolarità del voto per valutare che non vi fossero pressioni ai seggi sugli elettori, compito in parte venuto meno alla luce di quanto successo, ma quel che è certo è che quanto visto ieri a Barcellona è destinato a lasciare il segno nei veneti testimoni diretti della storica giornata, a partire dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Vedere le persone che nonostante appunto il maltempo e altro rimanevano in fila per votare era un gran bel segnale. Quando sono iniziate ad arrivare anche le immagini dai social media che mostravano le violenze della Guardia Civile negli altri seggi, comunque questa volontà si è rafforzata. E un tassista ci diceva oggi hanno fatto diventare indipendentisti anche quelli che prima non lo erano, perché quello che è accaduto è assolutamente incredibile in un'Europa del terzo millennio, vedere una forza di polizia usata per evitare che i cittadini potessero mettere una scheda in un'urna. A Barcellona anche la passionaria degli indipendentisti veneti Ilaria Brunelli. Ieri nei seggi non c'era nessun tipo di bandiera, la parola d'ordine era neutralità, fateli votare, e hanno votato in condizioni di tutti i generi, di altissima tensione che io stessa ho vissuto. Quindi la grande lezione catalana è che il popolo ha sempre il diritto di esprimersi, e la violenza nei confronti di chi vuole semplicemente mettere una X con la penna è una cosa che assolutamente non si può vedere. Nel capoluogo catalano anche Riccardo Barbisan, tra le tante immagini della giornata del 1° ottobre ce n'è una che il consigliere regionale del Carroccio non dimenticherà. Gli anziani seduti sulle sedie sotto la pioggia con l'ombrello che aspettavano ore per votare con i nipoti attorno, ecco, questa è probabilmente la scena che mi porto a casa nel cuore.